Prende il via dal piazzale antistante la chiesa di Quinto la manifestazione di Veneto Stato contro il senatore leghista D'Osta. Ho lasciato la Lega Veneta perché la Lega Veneta non dava più le risposte che i cittadini chiedevano. Avevamo votato con un atto sofferto, faticoso, la risoluzione 42 che porta il mio nome è volta a dare esercizio al diritto all'autodeterminazione dei popoli. Questa risoluzione è stata sconfessata da Bossi in prima persona, ha lasciato stupiti tutti, ma solo pochi hanno avuto il coraggio di prendere atto e di capire immediatamente che quell'uomo non ci avrebbe portato da nessuna parte. Oggi lo constatiamo, dopo aver bollito personaggi come Comino, come Gnutti, come Pagliarini, oggi sta bollendo Maroni e io mi chiedo, i nostri concittadini del Veneto cosa aspettano di essere singolarmente bolliti anche loro nel vuoto assoluto della politica che ha gestito fino ad oggi a Roma? Adesso l'hanno capito tutti, venite con noi, con Veneto Stato, con le fiaccole. Oggi, stasera, siamo qui a Quinto di Treviso per dire che i colpevoli non sono solo quelli di Equitalia, che sono colpevoli, ma sono meri esecutori e quindi privi di responsabilità primaria. I veri colpevoli sono quelli che godono di una posizione in Parlamento e non fanno nulla per risolvere i problemi. Oggi è simbolico che siamo qui a Quinto, ed è la prima delle nostre azioni, ad agire contro l'inazione politica di un certo signor Dozzo che da 20 anni siede in Parlamento a Roma e dimenticando il territorio e tradendo la sua gente. È un'azione ovviamente pacifica, simbolica, ma determinata. Chiediamo agli amici della Lega, che non sono i vertici, ma sono i votanti e i militanti, di unirsi a noi perché la rivoluzione è alle porte, democratica, pacifica ed elettorale, con Veneto Stato, quindi tutti con Veneto Stato. Questa è la prima delle azioni perché, ripeto, Equitalia è superata. Oggi andiamo nei paesi e nelle sedi dove i veneti che sono in Parlamento godono appunto di una posizione ingiusta. Si è pappato 3 milioni di euro di soldi dei veneti e negli stessi anni l'Italia garoba ai cittadini di Quinto di Treviso 720 milioni di euro. L'onorevole Cantaro Dotto si raccomando a sta gente. Ah, te non dite passa per sora? Guarda che si intende che Maria essere tutto il paese qua. Grazie a Alessio Morosini, grazie a Gianluca Busato e grazie a tutti per essere venuti per un Veneto Stato indipendente! Veneto Stato indipendente! Veneto Stato indipendente! Vi ricordo che grazie a Alessio Morosini, grazie a Gianluca Busato e grazie a tutti per essere venuti per un Veneto Stato indipendente! Veneto Stato indipendente! Veneto Stato indipendente! Vi ricordo che Chiese una speranza per il Veneto, chiese un futuro per il Veneto, potremmo stare qua e lottare. Vi voglio che questo oggi lo desi a tutti i veneti, che facci veramente crescere a iuri lo stesso amore per il Veneto quanti altri facciamo tutto che ti verso l'indipendenza, perché l'indipendenza si ottengo sì, tutti quanti insieme, noi aggiungiamo persone e arriviamo il più velocemente possibile verso il nostro traguardo. Dovremmo iniziarlo a pensarlo tutti i giorni, a diffonderlo, a coinvolgerlo le persone, a dargli veramente una speranza. Ve lo posso garantire, sempre più persone si attaccano al progetto politico del Veneto Stato. Continuiamo
e continueremo a far volare alte le nostre bandiere, a far volare alto il pensiero politico del Veneto Stato.